Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video su calciomercato Batman napoletano. Come vedete, qui ho il simbolo del no alla violenza contro le donne. Infatti qua sta scritto, se lei riuscite a leggere, poi non so, no alla violenza. Ehm, Perché oggi avevo fatto un'attività dove diciamo andavamo a parlare a scuola, dove diciamo facciamo dei lavori riguardanti la violenza contro le donne, essendo che martedì a causa dell'esame a Napoli non ci sono state le scuole chiuse. Però, vabbè. Allora, in questo video, andremo a parlare della storia di un club promosso da poco, promosso da qualche anno, dalla stagione 22-23, cioè il Nottingham Forest. Allora, vi parlo un po' del Nottingham, della sua storia. E poi, come sapete, vi andrà a dire i simboli, chi è l'allenatore in Palmeiras. Come già sapete, come avete già visto negli altri contenuti in cui poi vi parlavo di altre squadre, di altre storie, di altre squadre. Allora, il Nottingham appunto fino alla stagione 22-23 è stata una squadra di football championship. Scusate per la voce, ho un po' di mal di gola. E, Nottingham, diciamo, da quando è stato promosso, ha fatto, tra virgolette, la storia, perché della Premier League recente. Perché? Perché basta vedere l'anno scorso, la stagione scorsa, che diciamo è riuscita ad arrivare in Champions tra le prime tre, forse arrivò terza a gennaio, fino fino a tipo marzo, e poi per via di partite perse Roma Bavaria, diciamo, declinata tipo quinta o sesta. Non mi ricordo se sesta o settima, però vabbè. Ehm, Poi anche dalla 22-23, 23-24, nonostante cerca di salvarsi, ha fatto sempre buone prestazioni, ha sempre giocato molto bene contro le top. È una squadra che ha speso tanto in Premier League, speso molto, ma molto, facendo anche la storia. Forse quest'anno, quest'estate, ha fatto la storia, diciamo, del trasferimento più grande della storia del Nottingham Forest. Adesso non ricordo con chi e per quanto, però vabbè, sappiamo che in Premier League arrivano soldi a non finire. Però vabbè, allora iniziamo dai simboli, andiamo nella parte clou del video. Allora, il simbolo del Nottingham è l'albero, che viene rappresentato anche nel logo del Nottingham. Sapete che c'è il logo, no, c'è l'albero, un albero a rappresentare la città. La scritta scusate, la scritta Forest in basso, tutto colorato di rosso con uno sfondo bianco. Poi la città appunto dove gioca il Nottingham è Nottingham, e la città di provenienza, la nazione dove gioca il Nottingham è l'Inghilterra. La confederazione del Nottingham, per tutti i club che esistono in Europa, è la UEFA. Poi la federazione della Nottingham, che cambia per squadre e squadra, ma ci stanno anche alcune con la stessa, io soprattutto in Premier, però non è il caso del Nottingham Forest, che ha come federazione la Football Association, una cosa del genere, poi non mi ha dato la pronuncia di inglese. Poi abbiamo il campionato dove milita il Nottingham, cioè la Premier League come vi ho detto.
La fondazione di questo club è stata nel 1865. Il proprietario del Nottingham è Englas Marinokis, poi il presidente è Castells, poi l'allenatore del Nottingham è San Dirke. Lo stadio in cui gioca il Tottenham attualmente si chiama City Group, se non mi sbaglio, e ha una capienza massima di 30.445 persone. Passiamo al Palmeiras, la parte finale di questo video. Allora, il Palmeiras del Nottingham sarebbe, diciamo, tutti i trofei che ha vinto nella sua storia. Allora, ha vinto uno scudetto, quindi un campionato di Premier, due coppe d'Inghilterra, coppe nazionali, quattro coppe di Lega inglese, una community Shield e due Champions League. All'epoca quando la vinte si chiamavano Coppa dei Campioni, Coppa dei Campioni. E poi una Supercoppa UEFA. E bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, che è molto fondamentale per il canale, ciao!